Il tavolo intercategoriale Orafo incontra il sindaco Francesco Rucco nella sede di Confartigianato Imprese Vicenza. Al centro dell'attenzione alcune tematiche emerse nel corso della Fiera Vioro, ribadita la piena volontà di collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Scopriamo i dettagli nel servizio. I rappresentanti del settore Orafo Vicentino, Confartigianato Imprese, Api Industria Confimi, CNA Veneto Ovest e Confindustria, riuniti nel tavolo intercategoriale a confronto con Italian Exhibition Group, hanno incontrato il sindaco di Vicenza Francesco Rucco per fare il punto sull'ultima edizione di Vicenza Oro. Per diversi aspetti un'edizione da record che conferma una fase particolarmente favorevole per le esportazioni dal distretto Orafo Vicentino. Nel corso dell'incontro sono state discusse alcune criticità emerse proprio in occasione della manifestazione e che, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, possono trovare una soluzione agevole e a favore non solo del comparto Orafo, ma di tutte le realtà che a vario titolo sono coinvolte nell'indotto fieristico. La Fiera dell'Oro ha avuto numeri importantissimi, oltre ogni aspettativa. La volontà con le categorie sedute al tavolo è quella di migliorare i servizi di viabilità in particolare e parcheggi, soprattutto con la grande presenza di buyers che c'è stata, di produttori, e quindi la volontà è di aprire un tavolo permanente di confronto per andare a ricercare queste migliorie insieme, per costruire insieme agli EGI, insieme naturalmente le persone che lavorano in questo settore, le soluzioni migliori per rendere ancora più efficiente e migliore la nostra Fiera dell'Oro. Quindi questi investimenti saranno investimenti dettati su due linee, uno quello del tavolo permanente, l'altro con l'inizio dei lavori, febbraio 2024, credo che questo sia l'inizio, di una nuova ristrutturazione del padiglione denominato Chiocciola, che diventerà un padiglione funzionale, efficiente e sicuramente al tempo con le necessità che richiedono questo settore. IEG si è posta la questione della permanenza della Fiera dell'Oro a Vicenza durante i lavori che impegneranno la riqualificazione dell'area e del padiglione, in particolare Chiocciola. Abbiamo chiesto loro uno sforzo particolare con il sostegno anche di Soccato, Presidente della Camera di Commercio, e abbiamo ottenuto rassicurazioni sul fatto che la fiera rimarrà su Vicenza, Vicenza Oro in particolare, con l'occupazione di aree adiacenti con padiglioni temporanei, in attesa appunto che si torni poi alla normalità a fine lavori. Sicuramente i temi come la viabilità e i parcheggi si sono dimostrati essere delle criticità che vanno assolutamente affrontate e non potevamo non affrontarle con il sindaco che si è prestato a questo incontro e per il quale lo ringrazio. Abbiamo lavorato in maniera, devo dire, eccezionale, abbiamo riscontrato la disponibilità ad addentrarci anche nelle dinamiche, nei dettagli, nelle piccole cose che poi fanno un grande evento come quello della Fiera di Vicenza. Sicuramente ci rincontreremo, anzi ci ha già dato la disponibilità per un secondo tavolo al quale andremo preparati con delle proposte concrete, sicuri di confrontarci con dei tecnici che hanno già in parte analizzato il problema e troveremo sicuramente delle soluzioni affinché già dalla prossima fiera di settembre si possano riscontrare le migliorie che noi tutti ci aspettiamo, per ridurre le code, i tempi di entrata in fiera, ma soprattutto per dare ai clienti, che sono il grande bene della Fiera di Vicenza e il grande bene delle aziende vicentine manifatturiere, per trovare soddisfazione, per trovare ancora una volta quell'efficienza che tutti si aspettano quando visitano la Fiera di Vicenza. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.